Ciao, in questo video parliamo dei miti sull'ipnosi. Questo è il secondo video della serie sull'ipnosi, ce ne sarà un terzo. La prima parte, se non l'hai vista, ho parlato di che cos'è l'ipnosi e a che cosa serve, perché può essere di beneficio per chi soffre di dolori persistenti nociplastici o neuroplastici o di mind body syndrome. Ci sono differenti modi per descrivere questa parte di dolori cronici, che sono la maggior parte tra l'altro dei dolori cronici. Qui ho voluto creare questa seconda parte perché se ne parla troppo male dell'ipnosi. Molte persone non sanno di che cosa stiamo parlando. Quando si parla dell'ipnosi si pensa sempre all'ipnosi da TV, da palco, quella in cui il terapista ti mette una mano sulla fronte e inizi a dormire, non hai più controllo sul tuo corpo, che molte persone hanno paura. Uno dei video che ho messo su YouTube, che è un'autoipnosi, un 10 minuti di autoipnosi guidata, che tra l'altro troverete in descrizione. Certe persone mi hanno detto: carino, sono interessato ma ho paura. Ho voluto creare questa serie sull'ipnosi proprio per dire che non devi avere paura dell'ipnosi, è una terapia e la terapia è super sicura se è fatta da terapisti che sanno quello che stanno facendo e hanno studiato questa terapia. Andare troppo divagando, andiamo direttamente al video. Allora, qui ho preparato 7 punti. Andiamo su uno alla volta su quello che voglio dirti. Il primo, lo stato di ipnosi è uguale allo stato di sonno. Questo è un mito che è falso, ok? È assolutamente falso, perché lo stato di sonno è differente. Nello stato di sonno tu non sei focalizzato in quello che stai facendo, semplicemente ti lasci andare, il tuo corpo inizia a rilassarsi, la tua mente non è focalizzata in un qualcosa di particolare, non c'è un obiettivo da raggiungere. Invece nell'ipnosi c'è un'attenzione focalizzata a un qualcosa, c'è un obiettivo. Ecco poi anche qui la differenza tra meditazione e ipnosi. Nella meditazione sei in uno stato di profondo relax e basta, nel senso lì sei rilassato, non stai raggiungendo niente, semplicemente il tuo corpo e la tua mente diminuisce l'attività cerebrale. Nell'ipnosi hai una focalizzazione su un obiettivo e quindi possiamo dire che è una meditazione con un obiettivo e l'obiettivo dipende da quello che hai scelto, dipende da quello che vuoi cambiare. Certo, se vuoi cambiare la tua qualità di sonno hai un'ipnosi focalizzata verso il sonno, quindi farti addormentare, ma se vuoi un'ipnosi che vada a diminuire l'ansia o il dolore cronico, ti devi mettere in una situazione in cui quello è l'obiettivo, quindi non ti serve in quel momento andare a dormire o essere troppo rilassato, ma in quel momento ti serve entrare in uno stato di flow e poi a questo punto il terapista ti guida su quello che devi sapere, su una storia, su un particolare narrativa, ok? Andiamo troppo a complicarci la vita adesso, devi solo sapere che non è uno stato di sonno, ok? Quindi sei vigile. Il secondo mito, terapista ha il controllo su di sé, ha il controllo su di te. Il terapista non ha il controllo su di te, tu puoi uscire dallo stato di trance o comunque dallo stato di flow in ogni momento, ok? Questo deve essere chiaro, il terapista non ha il controllo su di te, assolutamente. Tu hai il controllo sul tuo corpo, hai il controllo sulla tua mente, su quello che stai pensando e puoi uscire da questo stato di flow semplicemente lasciando il pensiero. Un po' come guardare la televisione, sei lì a guardare un film, sei veramente focalizzato su quello che stai guardando, però se una persona nella stanza ti dice un qualcosa, sì, tu lo senti ma non gli stai dando retta, ecco, questo è un momento in cui tu sei in trance su un qualcosa, ma non è che l'altra persona non la senti e rimani in quello stato di trance davanti alla televisione perennemente, cioè tu puoi uscire da quello stato di trance in ogni secondo.
ok? Questo è molto importante. Mito 3, solo le menti deboli possono essere ipnotizzate. Anche questo assolutamente falso, perché tutte le menti possono essere ipnotizzate, a meno che, cioè non parliamo di menti deboli o menti forti. Ci sono persone che sono più suscettibili all'ipnotista, poi dipende anche dalla bravura del terapista, e ci sono persone in cui sono meno suscettibili. Quindi non è una questione di sono una mente forte o una mente debole, ok? Lì dipende veramente di quanto ti fidi del terapista, della connessione che c'è tra terapista e paziente o cliente, quindi ci si deve fidare uno dell'altro, ok? Questa è la differenza. Tutti possono essere suscettibili all'ipnosi, ok? 4. Perderai la tua consapevolezza del presente. Come ha detto prima, c'è un'attenzione focalizzata in quello che succede nel presente. Questo è proprio tutto il contrario. Anzi, tu sei consapevole del presente talmente tanto che tutto quello che sta succedendo all'esterno di te, perché molto probabilmente hai gli occhi chiusi, perderà valore, ma non perché non esiste. Tu sai perfettamente che sei in quella stanza, sai perfettamente che ti trovi seduto o sdraiato, ma è come se avessi una doppia consapevolezza, quello che succede dentro di te e quello che succede fuori di te, e semplicemente stai focalizzando su quello che succede dentro di te, ok? Quindi la tua memoria e il tuo stato interno. 5. Devi ricordarti tutto quello che il terapista ti dice. Questo è un altro mito. Puoi ricordartelo come non puoi ricordartelo, non è importante. Il tuo subconscio sente, registra, non è importante di quello che succede in quella sessione. Potresti non ricordartelo e avere effetto, potresti ricordartelo e la terapia ha effetto lo stesso, ok? Quindi sia anche il contrario va bene, ok? Non te lo devi ricordare. 6. Se non entri in un profondo stato di trance o di flow, non ha effetto. Questo è anche falso, perché è vero che se entri in uno stato di profondo rilassamento e profonda attenzione focalizzata, c'è più probabilità che il tuo subconscio si modifichi e cambi un po' le interazioni che ci sono dentro il tuo cervello, ma questo non vuol dire che non ha effetto. Potrebbe avere effetto, un po' magari con meno potenza, ma ha un effetto. Quindi a me è capitato nella prima sessione, quando l'ho subita, quando l'ho ricevuta, quando l'ho ricevuta ero in uno stato di profondo trance, nel senso che non mi muovevo, ero cosciente che ero lì, ma non mi muovevo, ero consapevole di quello che stava succedendo dentro di me, e l'unica cosa che sentivo era la voce del terapista. Questo è uno stato di profondo trance che comunque mi ha dato dei benefici. Nelle volte dopo, nelle terapie che ho ricevuto dopo, non ero nello stato di profondo trance, non nello stesso. Quindi lì dipende anche dalla giornata, da quanto il terapista è bravo, da quanto credi a quelle parole che ti dicono, anche da quanto ti lasci andare, ok? Quindi lo stato di profondo trance aiuta, ma non deve per forza esserci, ok? 7. Ipnosi clinica è uguale all'ipnosi da palco. Ovviamente è falso, tutto quello che vedi in TV sull'ipnosi fatta per dare spettacolo, quella non è l'ipnosi di cui stiamo parlando in questo momento. Non è il terapista che ti tocca la fronte e inizia ad avere convulsioni piuttosto che dormire. No, quella è assolutamente una cosa che a me non mi interessa, non è terapeutica, non ha un obiettivo specifico terapeutico, e l'ipnosi clinica viene studiata in medicina. Ci sono differenti studi adesso che, soprattutto sul dolore cronico, che ci dicono che ha effetto. È una terapia dove non servono farmaci, è una terapia che può essere molto sicura, nel senso che non ci sono veramente controindicazioni se non fartela fare da un terapista che ha studiato, e soprattutto le controindicazioni magari potrebbe essere: ok, se entri in uno stato di profonda quiete, metti in sicurezza che stai in un ambiente sicuro dove non hai troppe distrazioni in quella sessione di terapia. Ma questo, se lo fai con un terapista, molto probabilmente sei in uno stato di quiete e in uno stato sicuro, cioè nel senso in un ambiente sicuro.
quindi la controindicazione è quasi nulla, ok? Niente, quindi questi sono i 7 punti, penso di averti detto tutto quello che volevo e non ti devi assolutamente spaventare sull'ipnosi, ok? Ho una sessione di ipnosi guidata in questo canale YouTube, certe persone mi hanno detto sono interessata all'ipnosi ma ho paura. Spero che con questo video la tua paura sia andata ai minimi livelli e che ti apri a questa nuova terapia, perché anche se in realtà è molto antica, infatti dal 1960-70 con Erickson si studia, quindi molto tempo. Oggi abbiamo anche molti studi che attestano che ha un'efficacia molto interessante per l'ansia, i dolori cronici, problematiche traumi passati, fisici o psicologici, quindi per andare a dormire prima e per migliorare la tua qualità di vita, quindi psicofisica. Ok, ci vediamo al terzo video dove ti parlerò di come si induce in uno stato di ipnosi, qual è lo step per entrare in uno stato di ipnosi, che è uno stato che puoi anche creare da te, quindi se sai gli step probabilmente potresti fartela da te, oppure se semplicemente ti senti delle ipnosi guidate che trovi sul mio canale, ok? Adesso è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!